Accesa discussione intorno all'ospedale unico del Veneto orientale, favorevole con qualche riserva al sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello, mentre Michele Basso, primo cittadino di Meolo, chiede la garanzia di strutture extra-ospedaliere intermedie come gli ospedali di comunità. Pienone fin da subito al Mirano Summer Festival, che nei primissimi giorni di apertura ha registrato un 30% in più di incassi rispetto all'edizione precedente. Soddisfazione da parte del patron Paolo Favaretto, che ha deciso di devolvere il ricavato del Summer 2013 a famiglie povere segnalate dal comune. Boom di abbandono di animali, l'allarme è lanciato dal servizio veterinario dell'ULSS 9 e dall'EMPA di Treviso. La gente va in vacanza e lascia i gatti in cortile, perde il lavoro e porta il cane in rifugio. 17 le bestiole finite quest'anno in canile per colpa della crisi, mentre ogni giorno vengono abbandonati 10 o più gatti. L'11 luglio i sindaci del Consiglio incontreranno i vertici della Regione Veneto per definire l'abbattimento dei cervi e per la prima volta anche il Corpo Forestale dello Stato è favorevole alla riduzione degli ungulati, attualmente circa 3.000. Il piano di abbattimento prevede l'uccisione di 1.200 esemplari. Biglietti dell'autobus più cari da lunedì 22 luglio a Padova. Il prezzo sale a 1,30 euro, come già avviene a Venezia e a Verona. Ritoccati anche carnê e abbonamenti, mentre i vecchi ticket saranno validi per altri 6 mesi. Resta invariato soltanto il prezzo del biglietto via SMS, in quanto costava già 1,30 euro. Truffa dello specchietto, colti con le mani nel sacco a Trebaseleghe. I carabinieri hanno pizzicato 2 catanesi mentre intascavano 100 euro in contanti da una donna. La signora era convinta di aver urtato lo specchietto dei 2 manigoldi durante una manovra di parcheggio, pura invenzione.